Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera, benvenuti alla 25esima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, Radio Nostra, con me in questa mongolfiera della liberazione. Ciao Rossella, ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutti, bentornati a bordo. E c'è anche Stefano, ci ha raggiunto. Ciao Stefano. Buonasera e anch'io auguro una buona serata e buon ascolto a tutti. Bene, allora oggi però non ci muoviamo tanto, siamo sotto le feste, c'è il ponte, ci sono vari ponti, c'è traffico in giro, io direi di restare un po' in zona, che ne dite? Va bene, svolazziamo in zona, guardiamo dall'alto cosa succede sui nostri territori che si vede meglio. Ecco, esatto, quindi resteremo qui e la sigla è finita, andiamo col primo brano. Il cane della rosa, nell'aria della sera mosso un po' da compassione. Contro voglia, dal viale fin giù in piazza porta a spasso il suo padrone. A Calvatown, il prete della chiesa indossa in nome di Dio uno strano kimono, ma non sa che Don Scace impugna la falce e verrà a reclamare il suo trono. Si vendono tabacchi, tarocchi, dentiere, fasulle o de parfum dal naso lungo, che se devi uscire la sera in fondo non son poi tanto male. Dai, portami a ballare e non dimenticare che se te ne vuoi andare via da qua devi voler restare, a poco capirai che mondo è Calvatown. E se Cenerella a mezzanotte tornasse dal ballo con le calze tutte rotte a Calvatown, non il principe ma Fabius la vorrebbe maritare. Mi scusi damigella, le andrebbe un giro sulla mia Fiat Bravo 1400 16 valvole? A Calvatown, nelle aule della scuola, per le finestre al fiorire della viola, si fa largo la romanza di Faustino e con lui la primavera. E io sì, l'avrei voluto per far l'amore, e io sì, l'avrei provato per far l'amore. E non dimenticare che se ti perdi in mezzo alla città, da bravo segui il cuore, piano piano arriverai dritto a Calvatown. E si racconta che in mezzo alla palude ci stia un druido restio a farsi vedere. Una volpe curiosa in autunno l'ha visto giocare con gli gnomi lungo il fiume. A Calvatown, Vitellio e Vespasiano
69 inverni dopo la nascita di Cristo si contesero le sorti dell'impero e dell'intera umanità. Chissà perché, chissà, che amico mio devi sapere che il mondo prima o poi sprofonderà, ma non aver paura se ti trovi a Calvatown, se già in fondo è un po' più in là, e se ti trovi in un posto senza nome, dove lo sai nessun dio ti può vedere, dove qualcuno un po' invidioso t'ha preso il cuore. Non aver timore, ora t'aspetta il gran finale, perché sei giunto a Calvatown. Eccoci qua che voliamo con la nostra mongolfiera. Beh, più che volare, Rossella, rimaniamo fermi qui perché con noi chi abbiamo, Rossella, come primo ospite? Abbiamo e siamo contenti di averlo preso a bordo Piero Santostefano, che è un cittadino di Cavallino Treporti, è uno storico, uno scrittore, ha pubblicato tantissimi libri sul territorio e soprattutto, come si definisce lui, collezionista seriale di documenti su Cavallino Treporti e sulla Laguna Nord. Benvenuto a bordo, Piero. Benvenuto Grazie, Piero. grazie per l'invito. Allora, noi l'abbiamo chiamato perché c'è una questione abbastanza grossa che riguarda il nostro territorio, ma siccome noi abbiamo amici che ci ascoltano da in giro per l'Italia e anche all'estero, pensiamo insomma che questa storia che riguarda Cavallino sia abbastanza paradigmatica di quello che succede in tantissime località a vocazione turistica. E cioè negli anni una direzione sempre più decisa verso una monocoltura turistica a scapito di altre attività che erano sul territorio, adesso magari Piero poi può essere molto più preciso di me, e che secondo alcuni di noi insomma va a impoverire un po' il tessuto anche non solo economico, perché comunque la monocoltura sappiamo che può risentire di tantissimi problemi, abbiamo visto con il Covid, per esempio, ma possono essere 2000 le cose che succedono all'improvviso e che non abbiamo potuto prevedere, ma impoverisce anche il tessuto sociale. E insomma, questo è abbastanza drammatico, specialmente in territori piccoli che hanno ancora molto amore, insomma, sono molto radicati anche nelle tradizioni. Ecco, detto questo, insomma, a noi sembra che questa storia possa essere un po' un esempio di quello che sta succedendo, soprattutto nei piccoli paesi. Cavallino ha circa 13.000 abitanti e quindi ci sono tante località come questa che soffrono un po', no? Di uno sviluppo turistico un po' esclusivo, diciamo. Adesso mi taccio e do la parola a Quindi Piero appunto e a ci Piero che racconti. ci racconta questa storia. Abbiamo parlato anche la scorsa settimana di questa tenuta del Cavallino, questa piccola area di produzione orticola, ma non solo, e che appunto è quasi in pericolo. Allora, raccontaci un attimino questa tenuta di Capasquali, Piero, la storia Sì, intanto bene. per... Allora, dobbiamo andare indietro parecchi decenni e possiamo fissarci che è una data simbolica, il 1941. Allora, se io prendo il litorale del Cavallino, ma considerando solo la penisola di Cavallino, cioè quella striscia di terra che è delimitata dal mare Adriatico verso sud e a nord dal canale Fordelio, e in quegli anni il territorio rurale, il territorio coltivato, tranne alcune piccole parti che erano in mano alla congregazione armenia, qualcosa verso Cavallino in mano ad altri privati, apparteneva tutto alla società agricola del Cavallino. All'interno di questa società agricola del Cavallino
poi c'era una gestione pratica dei poderi che era delegata alla tenuta del Cavallino. Quindi avevamo una società madre, la società agricola del Cavallino, che poi sul territorio, appunto, nei poderi, aveva come longa mano la tenuta del Cavallino. Allora, stiamo parlando di una superficie di 1250 ettari, con direttamente dipendenti da questa società 250 famiglie. Quindi era Praticamente era un buon... era, era, era praticamente il monopolio, cioè Ah, togliendo le isole Tre Portine e Lio Piccolo che avevano tutta un'altra storia, però per quello che riguarda il litorale del Cavallino, ribadisco, quella penisola tra il canale Pordelio e il mare Adriatico, si è sempre trattato di una storia di grandi proprietà fondiarie che nel corso prima dei secoli, poi degli ultimi decenni, avevano subito dei passaggi societari. quindi Se dicevo, devo dava prendere lavoro, diciamo, a tante famiglie questa dava tenuta. lavoro a tante Ah, famiglie e addirittura si è conteggiato che direttamente o indirettamente dipendessero circa 2000 persone. Appunto sì. al massimo splendore di questa azienda che, guarda caso, il massimo splendore è, possiamo definirlo tra il 1941 e il 44-45, quando vengono realizzate i cosiddetti capannoni della tenuta, vale a dire queste strutture per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti orticoli in semi lavorati per essere poi avviati verso una grande distribuzione. Quindi era già una Eh, piccola industria, no? Che nasceva. era una piccola industria. Ci tengo però a puntualizzare due passaggi. Quando ci accostiamo alla storia del territorio, abbiamo da una parte la sommatoria delle storie di tutti i singoli individui e soprattutto poi dei racconti che i singoli individui hanno avuto dai propri padri, dai propri genitori, dai propri nonni e poi dall'esperienza in diretta persona su questo territorio. Quindi tutte le famiglie che in qualche modo hanno avuto a che fare con la tenuta del Cavallino e che erano con società agricola o con la tenuta del Cavallino, che erano veramente tante, quindi tutti conservano questi ricordi che possono essere ricordi in parte positivi, in parte sicuramente anche negativi, perché non possiamo nascondere la durezza del lavoro nei campi. Però sopra c'è un altro livello ed è un po' la storia strutturale di questa grande impresa agricola, che deve essere un po' inserita in quello che è un panorama delle vicende dell'imprenditoria agricola del Novecento italiano. In realtà, se noi andiamo a leggere la storia della società agricola del Cavallino, vediamo tutti i passaggi che ci sono stati nell'Italia relativi al mondo del lavoro sui campi. Questa è la grande bellezza di studiare le vicende della tenuta del Cavallino o della società agricola del Cavallino. Sì, le vicende della singola famiglia, dei problemi di quello che coltivavano, dei problemi appunto per vendere i prodotti, dei problemi dati magari appunto dalla grandine, raccolti che venivano persi, la povertà, la difficoltà di rinnovare i contratti di affittanza, le mezzadrie che in realtà poi impoverivano i mezzadri ed erano a favore di grandi proprietà. Ma dopo abbiamo questa storia straordinaria che attraversa praticamente tutto il secolo. E quindi allora il massimo splendore l'ha avuto tra le due guerre. Dopo, no, dopo è cominciato. Soprattutto, sì, dopo in realtà è andata avanti, appunto, si è un po' trascinata senza introdurre grandi innovazioni agronomiche. Però nel periodo appunto tra il 41 e il 44 e il 45 cosa assistiamo? Assistiamo all'ingresso in realtà del conte Giuseppe Volpi come nell'assetto proprietario della società agricola del Cavallino, che in precedenza era una controllata del Monte dei Paschi di Siena, che a sua volta aveva ritirato la banca toscana all'interno di un risico bancario quando erano state in qualche modo
Mussolini aveva occupato, si era allargato nella finanza cattolica salvando alcune banche che erano banche toscane, emiliane, che erano in crisi, ed erano stati appunto conferiti questi capitali all'interno della società bancaria del Monte dei Paschi di Siena. Quando però entra in controllo Volpi, in realtà vengono fatti dei grandi investimenti. Sono gli edifici, le cosiddette case rosse, però quelle di maggior volumetria che costeggiano l'asse della via Fausta, e soprattutto vengono appunto realizzati questi centri di trasformazione dei prodotti. Nota bene che questi fabbricati vengono costruiti in periodo di guerra, sia quelli rurali che questi, chiamiamoli lavorazione industriale dei prodotti, quando in realtà era proibito costruire nuove edificazioni perché mancavano le materie prime, fondamentalmente, in un'economia di guerra. Gli edifici rurali vengono costruiti con dei mattoni che la parrocchia di Cavallino aveva avuto per realizzare l'asilo di Caballarin, che non viene realizzato, presta appunto alla società agricola del Cavallino tutti questi prodotti edili, vengono realizzati gli edifici rurali. E invece per i capannoni si recupera del materiale, siamo in periodo di guerra, ma innanzitutto vengono progettati da un ingegner Cavinato, che era l'ingegnere che è sempre stato al servizio dei Volpi, che tra l'altro dipendeva da un ingegnere che si chiamava Grisi, che aveva progettato lo sviluppo di Porto Marghera sempre per gli interessi di Volpi. Quindi non stiamo parlando dell'ultimo murero locale che gli hanno detto: ma si tira sul capannone e arrangiati. Cioè abbiamo grandi progettisti con grandi orizzonti che sapevano assolutamente che cosa dovevano fare. Sì, che poi diciamo questo alla fine si espandeva anche fino a Eraclea, no? Di questi grandi imprenditori. Esatto, Diciamo. poi ovviamente sia Cava Zuccherina che poi Eraclea, appunto c'erano le altre grandi famiglie imprenditoriali. Effettivamente ci sta che in un periodo di guerra, in mancanza di cibo o con difficoltà per procurarsi il cibo, si investa anche a livello locale sulla produzione agricola in modo da soddisfare i bisogni di guerra. Sicuramente sì. c'era il mercato nero. Infatti questa cosa che dici tu è verissima, perché se andiamo a guardare le delibere degli uffici competenti a livello ufficio comunale, poi un altro edificio, mi sembra a livello provinciale, che doveva presiedere a queste autorizzazioni, viene espressamente detto che poiché siamo in una situazione di guerra è necessario ottimizzare la produzione agricola ovunque, che tra l'altro mi piace raccontare un aneddoto, ma anche c'era la produzione del sale. A Cadivalle, che è una piccola frazioncina del litorale, si tenta, collegando con una canaletta il mare con una superficie estremamente piana, di avviare delle attività salinifere. Non andranno in porto perché l'estate del 1944 è un'estate molto piovosa, c'è poco irraggiamento e il sale non evapora. Però pensate che anche lo stadio Sant'Elena era stato pensato da Eugenio Miozzi, il capo dell'ufficio tecnico del Comune di Venezia, come una salina. Cioè praticamente volevano rendere impermeabile il fondo, portare dentro l'acqua del mare e far evaporare l'acqua. Quindi c'era una grandissima necessità. Non solo, nella tenuta di Cappasquali viene trasferita la produzione delle conserve Arrigoni, che tutti conosciamo. Avevano sede a Cesena, sia perché venivano prese di mira sistematicamente dagli alleati, perché non è che facessero le marmellate per poi mandare al Brambilla di turno a Milano, cioè lavoravano per prodotti alimentari per i tedeschi, per l'esercito dell'occupazione. Quindi gli alleati bombardavano comunque gli stabilimenti di Cesena. In più gli operai della Rigoni avevano dato avvio a un sabotaggio sistematico delle linee produttive, perché non volevano che questi prodotti arrivassero poi nelle razioni degli occupanti, e viene trasferita a Cavallino e parte anche la produzione di frutta secca con il beneplacito della Wehrmacht, e c'erano appunto poi queste produzioni che andavano a favore degli occupanti. Quindi
questi edifici che Sì, noi questi adesso giusto. apparentemente vediamo cadenti hanno una storia straordinaria che non possiamo perdere, soprattutto perché ogni territorio deve fare tesoro di quello che ha. Vuol dire, Maser ha la Villa Barbaro di Palladio e vale 100. Noi non abbiamo queste cose e assolutamente dobbiamo cercare di tenere quello che abbiamo, cercando un recupero intelligente e sicuramente anche che possa ospitare delle attività. Nessuno vuole più, non siamo dei seguaci del poeta Guido Gozzano, delle piccole cose di pessimo gusto. Non vogliamo tornare a fare lì, a essiccare la frutta, perché non ha nessun senso. Però bisogna pensare, magari organizzare un think tank anche in questo caso e trovare una soluzione Certo. per una destinazione d'uso. Sappiamo che l'edificio è privato, sappiamo che è tutto in mano privato, però voglio dire, se c'è un interesse, non è che voglio riferirmi a Adriano Olivetti, abbiamo visto appunto Illusioni Caro col mio. teatro, proprio qui a Casario, la sua biografia è un imprenditore illuminato, però un minimo magari di rapportarsi con i residenti, con chi ha le carte per questa storia, perché come purtroppo direbbe Trump, le carte tu non le hai, ma le carte appunto bisogna andarsene a cercare negli archivi, se no parliamo sempre per sentito dire. Sicuramente è un immobile, sono degli immobili che hanno un grandissimo valore per la storia di Cavallino Treporti, rapportata alla presenza, anzi all'assenza di altri immobili di pari importanza. Cioè, è un esempio, se possiamo chiamarlo, di proto-industrializzazione nel mondo rurale che è stato straordinario. Beh, Fai, A fai Venezia, bene, a sì, no, fai Veneto bene la Piero a parte dire questa industriale cosa. del... aspettate un attimo che Stiamo vi, parlando che di vi due. parlate insieme. Vai Stefano. Sì. L'Arsenale di Venezia appunto ha visto un recupero della zona industriale per mezzo dell'arte, però effettivamente non c'era di mezzo la questione della proprietà degli immobili e dello spazio di un privato. Effettivamente potrebbe essere una soluzione quella artistica, in parte artistica, cioè l'Arsenale era un Sesto di Venezia e inizialmente i grossi restauri sono stati finanziati per trasferire mostra della Biennale all'interno bisognerebbe vedere se è possibile fare una cosa del genere, perché effettivamente questi ambienti sicuramente hanno bisogno di una manutenzione e di una spesa penso relativamente consistente per il loro mantenimento in funzione, E se il perché privato lo vuole, dicevano ti dico sì, Stefano, il privato vuole abbatterli e rifarli diversamente. Quindi, perché se Rossella? non ci sono soldi che arrivano. Mm. No, io volevo ringraziare Stefano per aver precisato che non vogliamo fare l'operazione nostalgia, no? Cioè io ho letto delle cose molto poetiche su questa questione, mi ricordo quando ero bambino, molto belle, molto tenere, ma dopo dobbiamo anche guardare avanti, quindi non è l'operazione nostalgia. Siccome si tratta comunque, abbiamo capito, di un'operazione, di un accordo pubblico-privato, no? E la parte pubblica un po' ci sfugge in questo momento. Allora adesso hai nominato, Piero, una stella polare degli imprenditori illuminati e capisco che magari è un po' difficile, no, averne tanti, però un pochino anche di, Magari un così, 10%. No, poi basterebbe anche il non 5. No, anche, scusate, anche tenere presente che, perché qua sento spesso dire, ma ci danno lavoro. Ragazzi, siamo noi che prestiamo, cioè non io, per mia fortuna, la nostra forza lavoro, la nostra vita, il nostro futuro, il benessere delle nostre famiglie a beneficio delle aziende turistiche, perché insomma mi sembra che sia così. Quindi una visione un pochino più di ampio respiro, ecco, diciamo, no? Che dici, Piero? Sì, 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 certo. Se posso farmi un po' di pubblicità Certo. in Facebook, appunto, ho messo un post molto articolato sulle vicende della Società Agricola del Cavallino, Abbiamo... dove sono presentate tutte
queste vicende con nomi, cognomi, date e anche statistiche di quella che è stata appunto questa grandissima azienda. E poi dobbiamo raccontarci un'altra cosa. Proprio 80 anni fa, e siamo il 27 di aprile, in uno studio notarile di Venezia vengono venduti o svenduti, dipende dal punto di vista, due enormi lotti di centinaia di ettari della società agricola del Cavallino. C'è un passaggio di mano, per quale motivo? Perché Volpi a Roma, che era già stata liberata, era già stato messo sotto processo per la confisca dei beni dei collaborazionisti. Quindi lui insomma aveva subodorato che gli potevano portare via tutti i suoi beni e quindi attiva, non lui personalmente, ma i propri procuratori, attiva una serie di vendite che praticamente dimezzano la superficie della società agricola, della tenuta del Cavallino. Ecco, quindi prima c'era questa grande proprietà unitaria che gestiva, appunto, abbiamo visto, da cui dipendevano centinaia di famiglie, migliaia di persone. Si incomincia un po' lo spezzatino, che sarà anche un po' uno dei motivi per cui viene a cadere poi la competitività successiva. Una cosa singolarissima è che il comitato, il CLN di Cavallino Treporti, pochi mesi dopo questa svendita, manda un documento, una richiesta al Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, chiedendo che vengano annullate queste vendite e che la proprietà ritorni unitaria e praticamente si possano negoziare delle condizioni migliori di vita per i mezzadri e per i fittavoli di Cavallino. Quindi c'è questo grande sogno che dopo, ovviamente, come sappiamo, non potrà andare avanti. Però anche questo è un elemento cardine, cioè un passaggio fondamentale, capire cosa è successo. Cioè, pensate, quando a Venezia i partigiani prendono appunto le armi in mano e cominciano a liberare Venezia, 27-28 aprile, 2 atti notarili svendono la tenuta del Cavallino. Questo ci fa già capire qual era un po' il destino successivo del territorio. Ma sono altri anche gli episodi straordinari che possiamo ricordare per evidenziare la differenza anche del mondo rurale di Cavallino Treporti anche rispetto ad altre aree. C'è stato un biennio rosso qua nel 1919-20 con anche delle lotte sindacali abbastanza forti che poi, come sappiamo, sono state rientrate e sono state poi soppresse con l'avvento del fascismo. Ma non dobbiamo dimenticare poi che quando c'è stato il plebiscito per sopprimere gli organi parlamentari nel 1929, i contadini treportini sono riusciti a esprimersi contro con una percentuale incredibile rispetto al resto della nazione, dove ogni seggio andava al 98-99%, i treportini hanno tenuto la schiena dritta e hanno espresso una parte molto significativa, ha detto no, non vogliamo questa cosa. Ma perché? Perché dietro c'erano gli arditi bianchi, c'era il cattolicesimo, c'erano le cooperative bianche e rosse che si erano formate a Cavallino, c'era tutto un sistema di aggregazione sociale, di discussione, di partecipazione, di elezione negli organi che gestivano le fabbricerie, c'era tutto un clima democratico che ha permesso poi appunto questi risultati, e appena è stato possibile, ovviamente, liberata con la festa di liberazione, si è preso in mano il discorso della tutela del benessere e della vita degli agricoltori. Se aggiungiamo poi che i gerarchi fascisti sfumavano di rabbia perché i giovani di Leo Piccolo, anziché iscriversi alla GIL, stavano tutti col cappellano che c'era Leo Piccolo e non volevano saperle di andare con la gioventù del Littorio, ma per stare con l'associazionismo cattolico, che comunque era stato soppresso. Ho un bel quadro di cosa vuol dire il mondo rurale a Cavallino dagli anni 20 agli anni 40. È carina, una storia straordinaria che noi andiamo a distruggere, andiamo completamente a smantellare, smantellando quegli edifici, che sono edifici cadenti, forse
in una nazione dove recuperiamo tutto, riusciamo a leggere i papiri bruciati con i lacerti della Bibbia e non riusciamo a tenere in piedi questi, certo. questi edifici. Dai, una cosa ridicola, capisco che sono questioni di investimenti privati, però non possiamo metterci dietro, nasconderci dietro il discorso del decadimento edilizio di questi, che tra l'altro sarebbero anche da studiare come in un periodo di guerra sono stati realizzati dal punto di vista edilizio queste volumetrie. Sarebbe anche interessante. Io direi che magari aspetto. potremmo parlarne anche un'altra volta anche dei vari complessi che ci sono nel territorio, perché è interessante questa parte storica. E abbiamo un po' di problemi con la linea, abbiamo la mongolfiera che dobbiamo dargli un po' di gas per tenerla alta. Direi che finiamo questa prima intervista. Grazie Piero. Quando i prossimi libri che esci grazie a magari ne voi. parliamo anche qui. E grazie, io direi di passare al brano musicale. A breve, allora. Perfetto. Allora a breve. Bene, ti prenotiamo già. A breve, a Grazie, breve. Piero. Ah, ok, ci hai Grazie. dato A breve. un'anteprima. Sì, a breve, dai. Ci hai dato un'anteprima. Top secret, Ok. ma entro maggio. Ci esce siamo qualcosa. entro domani in pratica. Va bene. Grazie di nuovo. Grazie Piero, ciao, grazie. Lei sta senza via senza di niente anche nel cuore di morto il sole, l'inverno nei tocci è un racconto di giasso scritto da nuvole grigie senza più primavera, l'inverno nei tocci, se la neve dei sogni, di care stelle spente, senza più calore, mi resterà il tuo cielo. L'acqua del sole
Eccoci qua nuovamente con la nostra mongolfiera, siamo sempre qui vicino, Rossella, con noi il nostro amico Alessandro Sartori. Buonasera, ciao Alessandro. Buonasera, ben ritrovati e un buonasera anche a tutti gli ascoltatori. Bentornato a bordo, Alessandro Sartori, guida ambientale, e noi l'abbiamo chiamato perché c'è un uccello che è salito alle cronache, ma in maniera un po' inquietante a nostro avviso, che è l'ibis sacro, e pare che devasti tutto, si mangia fuori tutto, poveri agricoltori, allora gli spariamo. Come stanno le cose, Alessandro? Quello di Allora, sparare è sempre piaciuto a tutti, no? parliamo, è una specie effettivamente complessa, che è sorta proprio all'onore delle cronache, fatalità, perché diciamo la gente lo vede molto più spesso perché sta aumentando, e fa parte di quegli uccelli che ogni tanto, io facendo la guida, diventano gli uccelli cult, cioè che alla fine la gente ti dice, magari ti stai spiegando i fenicotteri oppure li porti nelle valli a vedere le anatre, però sulle domande ci sono domande, le hai parlato delle migrazioni, o ti dicono c'è il periodo dei fenicotteri, c'è il periodo dei gabbiani reali, c'è il periodo come mai non ci sono più i passerotti, adesso l'animale cult è l'ibis sacro. Una caratteristica di quando un animale diventa cult, o ancor meglio, o ancor peggio, diventa problematico, diciamo tra virgolette, nei confronti dell'uomo, perché aumenta, perché cominciano a esserci delle persone che si lamentano, per cui quando entra in questa famosa categoria di animali problematici, il primo fenomeno è la moltiplicazione degli esperti, cioè tutti diventano esperti di ibis sacro. Allora, fatalità, proprio con la Società Veneziana di Scienze Naturali, di cui sono consigliere, un giorno in un consiglio direttivo mi hanno detto: ma perché non fai una conferenza sull'ibis sacro per raccontare? Allora ho detto va bene, e non sapendo di questo servizio l'avevo proprio chiamato ibis sacro tra leggenda, perché è sacro, adesso vi racconto, e scienza e fake news. E poi è scoppiato questo caso di questo articolo, per cui adesso quando parli di ibis sacro ti dicono quello che uccide tutto. Allora, intanto inquadriamo questo uccello. È un uccello a tutti gli effetti, effettivamente, che non c'entra nulla con l'Europa, perché è un uccello africano. E cosa ci fa da noi? È successo che anni fa, negli anni 90, in Francia o è scappato, o l'hanno liberato da uno zoo, o pare che questo zoo fosse uno zoo dove gli animali vivevano in semi cattività. Fatto sta che hanno sempre pensato, tanto è africano, d'inverno non scappa, starà qua intorno, ha cominciato a riprodursi, diciamo da libero. Questo fenomeno è un fenomeno, si può dire, di rinaturalizzazione, anzi naturalizzazione, cioè quando una specie non c'entra nulla con quel continente, scappa da uno zoo e in qualche maniera trova una sua forma di vita autonoma. Il primo acchit in Francia è stato, tanto morirà con l'inverno, però sappiamo che, anche se anche qua sulle fake news potrebbe dire che qualcuno nega, ma esiste una crisi climatica che cominciamo a toccare purtroppo con mano e che non viene mai messa come un problema di serie A, e questi ibis vivono tranquilli. La stessa cosa è successo in Spagna, la stessa cosa è successa in Portogallo, la stessa cosa negli anni 2000 è successa in Olanda, ma pare che sia successa anche a Taiwan, e in qualsiasi parte è successa, questo ibis sacro è riuscito a vivere in maniera autonoma. Per cui, se ha un pregio questo uccello, è di avere una grandissima capacità di adattarsi. Resta il fatto che è un animale alloctono, cioè alieno, per cui può creare dei problemi, e subito in Francia decidono di eradicarlo, cioè di spararli. E difatti fanno varie formule di controllo, anche importanti, lo hanno fatto 2 volte, ma quello che succede è che ogni volta che fanno questi tentativi di eradicazione ne rimangono sempre di vivi, e se questo animale in qualche maniera ha trovato un suo ambiente, ricrea il numero. Per cui sulla sorta dei francesi gli sparano anche a quelli spagnoli, dove comunque rimane una popolazione,
li sparano anche in Olanda, dove comunque rimane una popolazione. Negli Stati Uniti scappano anche lì da uno zoo, si riproducono e sentendo i francesi li uccidono tutti. Lì gli Stati Uniti sono riusciti effettivamente a eradicarlo, no? O perché si sono mossi velocemente, o perché magari hanno un utilizzo delle armi maggiore degli europei. Stavo per dire che hanno una certa tendenza a usarlo in maniera disinvolta, Bene. diciamo. Ma perché questo animale, anzi il processo lo facciamo dopo. In Italia comincia a apparire lo stesso alla fine degli anni 90, anche qui, diciamo inizio secolo, insomma, anche qui ci sono delle teorie diverse. C'è chi dice che siano animali che dalla Francia sono entrati in Italia, c'è chi dice che siano scappati anche da degli zoo o da dei parchi faunistici o dagli allevamenti privati in Italia, dato questa capacità di rinaturalizzarsi, insomma. In realtà io dico i primi avvistamenti sono in Piemonte, e così io, facendo anche un discorso molto semplicistico, dico Piemonte, Francia, anche se poi pare che questi primi ibis sacri, quando fossero degli ibis con degli anelli che provenivano dalla Germania, per cui è un animale che in qualche maniera riesce a muoversi e riesce a riadattarsi. Beh, comunque, inizi anni 2000 un po' in Piemonte, poi cominciano ad arrivare in Lombardia, poi in Emilia-Romagna, vediamo nel Veneto. Qui da noi nel 2012 erano una rarità. Cioè io mi ricordo che se qualcuno vedeva l'ibis sacro, chiamava un altro ornitologo, un altro fotografo, un altro birdwatcher dicendo vieni a vedere l'ibis sacro. Io che gestivo dal 2015 un luogo dove, diciamo vicino all'aeroporto, si facevano fotografie naturalistiche e questi uccelli arrivavano in questo posto, ogni tanto c'era qualche ibis sacro, avevo i clienti che mi telefonavano domandando ma c'è l'ibis sacro? Cioè la star, la rarità era l'ibis sacro. Questo giusto per dire che fino al 2012, 2015, 2017 era un animale che non si vedeva e che anzi addirittura la presenza di questo animale giustificava partire da Padova e venire per fotografarlo a Venezia. Questo animale continua a svilupparsi, a svilupparsi, a svilupparsi. Nel 2019-17 pare che possa nidificare in una garzaia, cioè in un luogo dove nidificano gli aironi del delta del Po, però non si è certi, e io girando la laguna ne vedo dei giovani, li ho sempre visti insomma in questa isola che si chiama Buel dell'Ovo, che è un'isola della laguna nord, molto difficile da arrivare, dove c'è una garzaia enorme di cormorani, di airone cenerino, di airone guardiabuoi e garzette, una garzaia enorme. Li vedevo sempre, perché sono anche molto elusivi quando nidificano, no? Senza mai capire se nidificavano o no, fino a che un giorno ne vedo partire 3 che seguivano un adulto con il becco corto. Beh, io non sapevo nemmeno, e telefono alla maggiore esperta italiana e le dico: ma scusa, ma quando sono giovani possono avere il becco più corto? Sì, sì, hai avuto occhio. Per cui 2020 capiamo che nidificano anche in Laguna di Venezia. Tanto per dare un ordine delle idee, oggi in Laguna di Venezia ci sono almeno 7-8 siti di nidificazione, perché è un animale che effettivamente ha uno sviluppo che è impressionante. Stessa cosa d'inverno, non si vedevano quasi di più, si vedevano pochissimi in inverno, ce n'erano pochi. E poi comincio a vedere qualcuno con l'anello. Allora, anello, io che seguo le migrazioni, comincio a seguire queste specie e mi rendo conto che questi anelli erano di individui nati nell'Emilia Romagna, dove nidifica, nelle valli di Campotto, del Ferrarese, Campotto, Valle Santa, Bando. E questo animale probabilmente comincia a essercene talmente tanti che d'inverno arriva in Laguna di Venezia. Ne abbiamo già parlato. Sempre locali, diciamo, cioè non Sì, arrivano. ne abbiamo già parlato in questa mongolfiera del fatto che d'inverno gli uccelli trovano in Laguna di Venezia molto cibo con gli spostamenti in marea, anche l'ibis sacro arriva. Per cui il dato di fatto è che era una specie che fino a 8 anni fa era abbastanza rara e che nel giro di 8, 6, 5 anni si è sviluppata in maniera esponenziale. Oggi ormai c'è dappertutto. Mi ricordo 2019, ne ho visto il primo
nella discarica vicino alla Giudecca, il primo, e adesso se uno gira a Venezia, oggi stamattina ero a Venezia, è un uccello che si vede a Venezia, o forse uno degli uccelli che si vede di più in laguna. Allora vediamo un po' questo processo. È un problema questo. Sì, la comunità europea ne decide l'eradicazione, cioè cosa dice? È una specie alloctona e pertanto non deve starci in Europa, perché sappiamo che è difficile, ovviamente lo vediamo in maniera molto più pressante col granchio blu, ma come si dice, valutare l'impatto che può avere una specie che te porti da un continente all'altro, e questo portare questa specie da un continente all'altro implica tutta una serie di ripercussioni sul resto della biodiversità che sono difficilmente calcolabili. Di norma la storia ci insegna, e anche la scienza, che vanno eradicati. Per cui decidono di eradicarlo. In Francia perché lo eradicavano? Perché dicevano che poteva avere un impatto sugli altri aironi o perché mangiava i pulcini o le uova, e tirano fuori degli esempi, per esempio sul beccapesci, piuttosto che su altri animali. Allora parte questo piano, si chiama piano di gestione, fatto dal Ministero per l'Italia, che è un piano fatto molto bene, fatto veramente con attenzione, dove analizzano tutti gli studi scientifici. E leggendo questo piano, cosa viene a scoprire? Che in realtà di questa specie non abbiamo poi ste prove che impatti su altre specie, e che se è vero che in Francia l'hanno eradicato perché impattava su delle colonie di beccapesci o altri uccelli, in realtà te dici, ma perché in Spagna? Andiamo a vedere in Spagna perché l'hanno eradicato. Ah, perché l'hanno fatto i francesi? Ma perché in Olanda l'hanno eradicato? Ah, perché l'hanno fatto i francesi? Ma perché la comunità europea dice di toglierlo? Ah, perché in Francia ha creato dei problemi. Ma nel 2013 esce mi pare 2013, una ricerca scientifica di un altro francese che era andato a studiare in Africa e in Francia per più di 10 anni l'ibis sacro, e dice nella sua dieta i vertebrati, per cui i pulcini, sono lo 0,7%. Quindi una grandissima fake news. Bene, poi giustamente questo francese dice, è certo che può andare in una competizione trofica e spaziale, cioè cosa vuol dire? Nel cibo e nello spazio che occupa potrebbe andare a creare dei problemi a aironi tipici dell'Europa, del nostro continente, che magari hanno le stesse dimensioni, per cui magari garzette o altri animali potrebbero, per esempio, pare che in Europa ci sia un calo di garzette, questo potrebbe essere, anch'io guardando per esempio come si comporta nelle discariche, posso trovare magari degli impatti con altri animali, però attenzione che è un animale che quando io vedo in giro è pacifico e sta bene con tutti, cioè l'ho visto assieme alle spatole, l'ho visto insieme ai fenicotteri, l'ho visto, mentre gli animali Assieme alle tendenzialmente gazzette, insieme a tutti stai gabbiani corallini anche esattamente. insieme. Difatti normalmente gli animali quando sono vicini a un predatore, oppure se io sono una volpoca e ho i miei polcini, per esempio una volpoca sta bene attenta a non passare vicino a un airone cenerino, ma invece con l'ibis sacro. Allora, cosa possiamo tirare le somme? Le somme sono che effettivamente è un animale dove nessuno può prendersi la responsabilità e dire no, teniamolo, perché comunque è un animale africano che è arrivato, diciamo, da noi e non c'entrava nulla se non ci fosse stata. Diciamocela, l'Egitto non è un paese sicuro. Sì, vabbè, tra l'altro sì, mi sono dedicato alla parte tra mito. Allora, ibis sacro perché? Perché lo immedesimavano nel dio Tot, che era un dio che aveva le sembianze dell'ibis sacro e pertanto veniva spesso o talvolta mummificato insieme al faraone. Nelle piramidi hanno trovato diciamo degli ibis sacri imbalsamati, proprio perché rappresentava nella religione degli antichi egizi gli animali spesso erano rappresentazioni degli dei, no? Ma la battuta che mi viene è che oggi in Egitto l'ibis sacro è estinto. Per cui la battuta è che non è che volessero tanto bene a sto dio
Nel 1800, perché mi hanno fatto anche la domanda, perché si è estinto nel 1800? Beh, se si è estinto nel 1800, 1850, è probabile che tutta questa civiltà che noi europei abbiamo portato in Egitto ha fatto sì che alcune specie siano anche sparite, punto. Perché è molto a cavallo della colonizzazione inglese questa estinzione di questa specie, insomma. Spesso la civiltà porta anche altre cose. Per cui sì, in Egitto non c'è più, oggi il suo areale sarebbe, difatti si chiama il nome latino Treschiornis etiopicus, perché è un animale tipico di quella fascia lì, Etiopia, Eritrea, diciamo centro dell'Africa. Da noi in grosso aumento, sicuramente è una specie dove nessuno scienziato si può permettere di dire non eradichiamolo. Resta il fatto che uno è stato fatto il piano, ma come si eradica? Perché tutti spariamoli. E chi è che li spara? Cioè, non è che un cacciatore, o come diceva nell'intervista, il contadino va a lavorare col fucile e se vede un ibis sacro li spara, poi dice: ah no, era mia suocera, oh scusa, ho sbagliato. In realtà allora, abbiamo letto che gli agricoltori chiedono proprio ufficialmente di poter sparare perché devastano i campi, no? Sì. Allora, quel servizio passato sul TG5, io l'ho guardato e ci ho trovato così di primo acchito 15 errori, anzi presenti da 14 errori, 5 giornalistici, proprio dal punto di vista, io non sono un giornalista, ma ci sono delle basi del giornalismo. Per esempio, quel signore era venuto fuori con un nome e cognome sottoscritto Associazione Agricoltori, ma era un rappresentante o io un domani, se sono socio dell'associazione La Rete, posso presentarmi e fare un discorso per nome? Cioè, bene. Per cui tanti errori giornalistici, 5 errori di logica, cioè sono le cose illogiche, e 4 errori scientifici, che per un servizio di 1 minuto e 36, 14 errori non è male. E mi sono sempre domandato perché forse il finale più bello è quando dice: noi contadini non sappiamo più come salvaguardare l'ambiente. Io che ho grossissimo rispetto per i contadini venendo da una famiglia di montagna, ma non è che negli ultimi 50 anni gli agricoltori possono mettersi ad esempio di gestione del territorio, perché io conosco delle aziende agricole eccezionali, posso dire, perché lo dico tranquillamente, di conoscere aziende agricole di cacciatori che tengono la campagna come si teneva una volta, e cioè lasciando per la selvaggina, magari per gli scopi di caccia, il boschetto, la siepe, lasciando un po' di raccolto, ma conosco anche tante gestioni agricole di aziende che hanno fatto il deserto, per cui uno parte da Mestre e arriva fino a Portogruaro e c'è la coltivazione intensiva assoluta, per cui insomma proprio dire non sappiamo più come salvare l'ambiente, beh vi do io 2 o 3 idee. Bene. Oppure guardate vostro nonno come gestiva e forse tornando alle origini rurali, contadine nostre venete, perché fanno parte della nostra cultura, forse si può far meglio. Riguardo all'ibis, sono convinto che camminando in mezzo a della semina possa creare dei problemi, ma non è il disastro. Io penso che oggi l'agricoltura abbia altri problemi che non l'ibis sacro. Forse magari quando producono una verza, tra la loro fatica di produrla al prezzo al consumatore, c'è una forbice che mette sotto pressione gli agricoltori, che secondo me avrebbero bisogno di tutela, proprio perché cultura rurale veneta, e il consumatore. Per cui forse i problemi... Ecco, allora io dico che per salvaguardare l'ambiente bisogna essere noi stessi per prima naturalisti, scienziati, io non sono uno scienziato, ma insomma ricercatori per quanto riguarda gli uccelli e ornitologi, essere moderati, perché un tavolo di concertazione prevede di dire la propria idea e di trovare una quadra. Io invece oggi trovo che esista un'esasperazione, secondo me artificiale, delle posizioni, perché creando confusione e bombardando la gente di fake news, perché oggi attraverso i social, in cui oggi se un cinese si taglia un dito dovremmo saperlo in tempo reale, forse è l'epoca in cui siamo più ignoranti. Ed è questa una cosa molto preoccupante, per cui, chiudendo sull'ibis sacro,
assolutamente una specie alloctona, assolutamente una specie di cui stiamo valutando, cioè i ricercatori stanno valutando l'impatto ambientale. Sicuramente la comunità europea vuole che venga eradicato. Il Ministero ha fatto un ottimo piano di eradicazione. Da qua a la corsa al massacro o che l'IBI sia colpevole di qualsiasi sparizione di specie, assolutamente no. L'IBIS gli può capitare di mangiare un pulcino, ma quando si sveglia la mattina fa tantissime cose, ma non va a mangiare né i nidiacei né le uova degli uccelli. Forse i problemi sono altri. Ti dica questa cosa, Alessandro, siamo più, almeno per questo aspetto, siamo più sereni, perché hai ragione, è stato dipinto nell'ultimo periodo come, non so, la piaga, l'ottava piaga, la nona assolutamente, perché secondo me è comodo quando le cose vanno male o ci sono periodi di confusione trovare cioè c'è gli untori, no? È comodo e anche poverino che non può tanto difendersi, ecco. Esattamente. Grazie mille Alessandro. Scusa, ti stavo dicendo prima che ci sarà una tua iniziativa di birdwatching? Sì, sabato 3 maggio all'Oasi di Valle Averto del WWF, che ha una nuova gestione dove stanno cercando di aprire le porte alle persone le domeniche e il sabato, che si possa visitare questa interessante zona. Io terrò un corso proprio base per principianti di birdwatching e poi faremo delle passeggiate. Il costo è molto basso, io non so ancora adesso quantificarlo, ma è proprio una cosa per il WWF, però è proprio un'occasione per capire la cultura valliva, anche se lì ovviamente non si alleva il pesce, ma insomma sempre è un ex valle da pesca, e nello stesso tempo fare una passeggiata nel verde e provare a capire cos'è l'osservazione della biodiversità, che sembra una roba molto complicata e in realtà passetto per passetto tutti possiamo imparare, tutti possiamo diventare degli esperti e poi ha questa magia di essere gratis. Per cui la natura ci circonda ed è gratis e quando uno comincia a guardarla con attenzione, ogni giorno scopre una sorpresa. È vero. Quindi se abbiamo curiosità di saperne di più, dove troviamo Potete scrivere al WWF oppure sul mio profilo, sì, Valle Averto, anche sul mio profilo, sì, o sul mio profilo Instagram, per esempio, che è ale.sartoribraido. Lì trovate, insomma, adesso da questa settimana comincerò a mettere un po' di informazioni, insomma. Ma si può anche venire quel giorno lì, insomma. La valle è aperta e il WWF è lì, insomma. Ok, e ci sono anch'io come quel giorno esperto. Grazie a voi e buon proseguimento. Io con la corda scendo alla mongolfiera. Ok, così no. Ciao. Non tolgo peso, ciao. Alla prossima, ciao.
to the notion. One by one is that I'm starting to realize that the more you crave the feeling and the more you have to try. All this time I wasn't looking the right way, and it's alright, it's okay. Don't find a way to take a step on a conscience. You won't touch me now. Gotta get on the way. Gotta get on the way. Gotta get on the way. Gotta get on the Eccoci qua con la nostra mongolfiera che passiamo sopra Venezia, dove troviamo Lucilla Piacentini, detta Luci. Ciao Luci. Buongiorno. Buongiorno Luci. Allora Stefano, chi è Luci? Luci è un personaggio di Venezia che rappresenta il teatro. Ha fatto moltissime attività teatrali con l'obiettivo principalmente di divertirsi e di divertire il pubblico assieme ai compagni di recitazione. Ha fatto regia e ha lavorato su molti settori. Io la darei parola a Luci Certo, sentiamo perché Luci. ci parlerà di molte cose. Ok, allora, sì, io mi chiamano Luci, ma praticamente nel mondo del teatro mi conosco come Lucilla. E Lucilla è conosciuta dappertutto per gli amici mi chiamano Luci, io di solito, perché non uso mai il mio cognome, per cui il mio nome di fabbrica è quello. Io ho cominciato a lavorare, a scoprire il teatro nel 74, perché mio marito aveva iniziato a far teatro e ho scoperto che poteva essere una maniera di comunicare diversa, anche perché ero e sono ancora un po' timida. Ultimamente mi sono accorta che non lo sono quasi più, perché riesco a parlare con tutti, anche con quelli che non hanno voglia di parlare. Ma a quel tempo e invece attraverso il teatro riuscivo a dare e a portare un messaggio diverso dal solito e a raggiungere molte persone. Poi un po' alla volta, oltre a fare teatro, ho scoperto che era anche bello preparare gli spettacoli, anzi che era proprio completo. Cioè tu vedi un testo, lo leggi e poi ti immagini tutto quello che può succedere fino ad arrivare alla messa in scena. Per cui occuparti degli attori, perché i personaggi potrebbero essere così o colì, e nel mio lavoro con le persone, noi chiamiamoli attori, perché ho sempre cominciato a lavorare con la persona che poi è diventata l'attore. Ma iniziamo sempre con il conoscere la persona, perché dentro la persona che si nasconde il fanciullino che tutti abbiamo. E per cui, lavorando con queste persone, riesci a tirar fuori un personaggio che non è mio, ma è loro. È la loro maniera di raggiungere e di scoprire il personaggio e di portarlo al pubblico. Poi hai la scenografia, poi hai i costumi, le parrucche se c'è bisogno, i capelli se c'è bisogno e tutto quello che c'è intorno. E poi li aiuti a muoversi nel palcoscenico e ad essere e lavorare in maniera naturale e portare questo messaggio. E io questo messaggio l'ho sempre voluto portare anche dove non arrivava mai. Per cui ho lavorato in tutti i campi, dagli asili nido alle scuole medie e poi a un certo punto non ho più potuto lavorare coi bambini perché anche l'età pesa un poco e allora ho lavorato con chi non aveva bisogno di essere tirato su e portato in bagno perché non ci arrivava. E allora ho lavorato con gli anziani, per cui adesso, oltre alla mia compagnia, lavoro anche con l'Università della Terza Età
e preparo ogni anno un gruppo di persone che possono essere da tempo con me, ma anche essere nuove. E scopri sempre che queste persone, qualunque età abbiano, dall'asilo nido agli 80 anni, ai 90 anni anche, hanno sempre voglia e spirito per lavorare e comunicare. E poi vado nelle case di riposo, ho lavorato con le carceri, ho fatto anche un'esperienza con il centro di igiene mentale. Cioè per me portare il teatro dappertutto, soprattutto a chi ne ha bisogno e a cui serve, perché i laboratori con le case di riposo non sono stati facili, ma sono stati bellissimi, con un ritorno personale immenso. E per cui ecco, la mia attività è questa. Il teatro è un po' come la musica, no? Ti si apre in altre cose, esci dal tuo io per appunto esprimerti. Sei più libero forse, no? Col teatro. Non hai Ma io pregiudizi, non penso, sai, a hai... parte che ti crea, c'hai Ah, un'autostima importantissima, scopri di esserci, mm. scopri anche il tuo corpo che si muove in maniera, che può muoversi in maniera diversa, scopri anche la tua gestualità e scopri i compagni di percorso, perché hai un fine comune quando fai teatro. E quando fai teatro sai che lavori assieme a delle persone che e devi avere fiducia in queste persone, perché sono loro che ti aiutano a raggiungere il fine comune che è lo spettacolo. Sì, è un aiuto reciproco del gruppo che alla fine viene fuori lo spettacolo, la commedia. Teatro del Go, che fate gran parte Teatro teatro del Go. veneto, veneziano. La FITA, siamo iscritti alla Federazione Ah, Italiana Teatro Amatoriale da una vita, sì, che è la federazione che è nazionale, proprio è un sì, sì, gruppo, certo. un'associazione molto grossa. Allora, parlavamo anche del teatro appunto nelle scuole. Là ci sarebbe, no, è una miniera entrare col teatro dentro le scuole. Guarda, io ho lavorato con le scuole tantissimo, anche perché oltre a fare teatro ho fatto anche i burattini e con i burattini abbiamo fondato il Che c'era una volta, che è questo gruppo, io, mio marito Germano Nenzi e Alfredo Ferro. Alfredo Ferro era quello che aveva scoperto i burattini, che sapeva farli e ha chiesto a noi di collaborare con lui, per cui abbiamo lavorato fino, diciamo, al Covid con i burattini, e portare i burattini nelle scuole è stato molto bello, perché trasferire il movimento del burattino nella mano, per cui il bambino è libero, non deve mettersi in mostra, no? Trasferisce nella mano, è molto importante. E questo lavoro con le scuole materne e con gli asili nido è stato molto interessante. Alle elementari invece le abbiamo fatto fare proprio costruire delle storie e fare i burattini, poi chiaramente Certo. sempre con questo spettacolo finale. Mentre alle medie ho fatto proprio i laboratori dove preparavi uno spettacolo con la classe o con l'intera, normalmente sì, con l'intero ciclo, le 3 classi, ma soprattutto con gli ultimi anni. È utilissimo proprio perché si apre la mente, si ha più fiducia in se stessi e si capisce che si è qualcuno, che tu hai la possibilità di essere qualcuno. Proprio l'autostima è una cosa incredibile, e bisognerebbe che fosse obbligatorio nelle scuole fare teatro, perché il teatro è veramente vita, musica e teatro, e anche, insomma, tutte le arti. Ma il disegno c'è, però il teatro è sempre stato dato in mano a questi volontari, i Sì, è maestri o sempre, è i sempre una cosa, professori. Sì, che è esatto, è estemporanea. estemporanea, Sì, è grazie una cosa magari, estemporanea. Si esatto, può al lavoro fare, ma come dell'insegnante sì, che
piace, allora si fa teatro, mentre appunto come base, anche perché è formativa come non mai il teatro, no? Mamma mia, Ma tantissimo, tantissimo, per la comunicazione, per il rapporto, per la conoscenza, per la per fiducia, è tutto, per la tutto. Se sei in una memoria, classe, per la la memoria, cioè, letteratura, quella, per... sì, No, per tutto, e no. anche perché culturalmente uno facendo teatro scopre anche che attraverso il teatro può fare danza, fare altre cose artisticamente importanti, e scopre anche la voglia di andarlo a vedere il teatro, di andare a scoprire la danza, il teatro, la musica, il canto. E chiaramente ti apre la mente e le porte di tutte le arti e della cultura in generale. Cosa che ultimamente diventa sempre più difficile, perché io che ho compagnia dal 74, faccio sempre più fatica ad avere giovani, perché i giovani non vengono a teatro, o vengono e ti chiedono quanto mi dai, oppure ma io non mi posso impegnare più di tanto perché io il sabato e la domenica non voglio, e dispiace questo, perché io ho cominciato a fare teatro e continuo a farlo non per guadagnare, ma per, Per la per gioia di farlo. arricchirmi, per arricchirmi e arricchire anche gli altri. E questo dovrebbe essere con tutti gli hobby che uno può avere, invece di andare a bersi lo spritz in campo, potrebbe andare, scusate un secondo, potrebbe benissimo andare a teatro e parlare di... Guarda, proprio ieri sono andata a una manifestazione a Trieste per il 25 aprile, così sembrava, e c'era un poveretto, un coro che cantava, nessuno li ascoltava. C'erano tantissimi giovani che parlavano fra di loro del più e del meno. Io poi ho detto, ma era la manifestazione per il 25 aprile o era un momento di conviviale? Si sono trovati lì per un momento conviviale o pensavano veramente che era? Perché c'erano alcuni addirittura anziani con il fazzoletto rosso. Io mi ero messa anche un cappello rosso perché volevo festeggiare. A Venezia non potevo stare, ho detto vado lì. E sono rimasta abbastanza male. Poi l'ho sottolineato ai giovani che conoscevo, ho detto: "Ma scusate, avete fatto questa cosa, ma perché l'avete fatta?" E non mi hanno saputo rispondere, non mi hanno saputo Infatti, rispondere. E questo è il problema di questa gioventù, che ma perché i forse valori, viene poco anche recensito, diciamo, il teatro, a parte i grandi personaggi, i grossi personaggi, ma dopo c'è poca, diciamo, pubblicità anche da parte di tutti, i media, giornali, su tutto il resto del teatro amatoriale, ma anche non, perché ci sono anche dei validi giovani professionisti di teatro che a volte trovano i teatri mezzi vuoti, insomma. E c'è questa poca, cioè anch'io mi ricordo qualsiasi, quando ero giovane, qualsiasi cosa che si faceva a Venezia, specie nei campi, si andava sempre a vederlo ed eravamo tanti ma io giovani guardi, all'epoca, no? Adesso tanti giovani invece, e tanta adesso voglia di giustamente fare. come dici tu, c'è la magia dello spritz, che dove c'è lo spritz allora si va. Sì, ma è anche il dimenticare se stessi di fondo, perché, parli anche ti dico ieri pomeriggio, erano tanti giovani carini, che sorridevano, che parlavano, che discutevano, ma tanto vuoto. Mm. Ecco, io ho E riscontrato tanto vuoto. più che altro l'idea di essere, soli in mezzo agli altri e non avere le antenne per percepire che gli altri in quel momento stanno facendo qualcosa che può essere condiviso. Io parlo per i fatti miei, con gli amici miei, intorno c'è un mondo che sviluppa una cosa alla quale potrei partecipare, ma io non partecipo, sono escluso in qualche modo, sono al di fuori e mantengo il mio micromondo, il mio spazio molto ristretto dell'individualismo sostanzialmente. E il teatro non è individualismo, No, il assolutamente, coro non è cioè, individualismo. io mi ricordo quando ho cominciato che si usava il teatro di base, noi abbiamo lottato perché per rompere le barriere, per togliere il palcoscenico,
per togliere il sipario, per fare teatro in mezzo alla gente, per comunicare in mezzo. Tu non sai quante feste dell'unità a cui ho partecipato io col teatro. Io ho cominciato con Gianni De Luigi, ti parlo del 74, e lì c'era stato veramente un momento di ricerca, no? Barba, Grotowski, c'è stata la Biennale che li ha chiamati tutti, sono venuti tutti a Venezia. Io ho potuto lavorare con tutti questi personaggi che la cosa fondamentale del teatro era comunicazione, voglia di essere insieme agli altri, a quelli che invece stavano lì seduti e non partecipavano. No, alla voglia che questi che da lì seduti dovevano anche diventare attori dall'altra parte, dovevano venire dall'altra parte, per quello no il palco, no il sipario. Siamo insieme a voi. Questo che dovrebbe fare la scuola. La scuola dovrebbe assolutamente avere come base il teatro per aprire i cuori e per aprire le menti. E per evitare magari ansia, perché effettivamente l'individuo da solo, io vedo a scuola con gli studenti, e molti sono ansiosi perché si sentono soli nel loro Sì, percorso. e certamente i cellulari e il web non li ha aiutati, e il Covid ancora di più, perché si sono sentiti ancora più isolati, hanno sempre di più utilizzato il cellulare per comunicare con gli altri. Io c'ho tante persone, ma non è vero, non hai nessuno di fondo. Perché la comunicazione personale, io quando vado al ristorante, ho il vaporetto, mi alzo e guardo, sono tutti col cellulare in mano. Io quando vado al vaporetto attacco discorso con quello di fianco, parlo con you, che sbirami, giusto, no, bisogna muoversi, non si può essere così asettici. È stato bellissimo l'altro giorno che al vaporetto, io uso sempre dei capelli un po' particolari, e una signora che era seduta davanti doveva scendere, è venuta da me, mi ha dato un foglietto e era il mio ritratto. E poi è scappata che e mi ha detto: le do questo per il suo sorriso. È andata via. E io sono rimasta perché questa voleva comunicare. All'ultimo momento, me l'ha data all'ultimo momento, è carinissima, sono felicissima, e però lei non ha comunicato. Mi ha dato però questo. E per cui è importante che questo mezzo, che è utilissimo, perché veramente anch'io lo uso molto, il cellulare, perché ha il discorso di ritrovare certe cose che invece Lo stiamo usando anche sì, adesso, per non, dire, no? potrei vivere senza, no? Ah, Io lavoravo in biblioteca generale e la mia lotta è stata quando volevano, perché tu devi sapere che la biblioteca generale è stata, diciamo, una delle 3 università o 3 biblioteche universitarie che avevano il catalogo generale. E a un certo punto volevano toglierlo perché c'era bisogno di troppo personale per mantenerlo. E ho lottato perché restasse, fino a che non è arrivata la possibilità di averlo online, per cui non c'era più problema. E questo è per me un discorso di comunicazione, per cui è importante il cellulare, perché è importante avere le notizie, la conoscenza, eccetera. Però passarsi una giornata in biblioteca a cercare nei libri è diverso, la fatica di trovarlo. Perché poi quello che trovi nella ricerca con il cellulare ti va via. Quello che lo leggi, quello che è scritto ti resta di più. Perché devi fare la fatica di guardarlo e di leggerlo, non sparisce subito. E se lo vuoi ritrovare, lo ritrovi lì. E sottolinei i libri, e sono importanti. I libri sono importantissimi. Sto uscendo dal seminato, però. no, siamo sempre lì. Va bene, Lucilla, grazie per questa testimonianza teatrale e invitiamo tutti ad andare a teatro e a fare teatro. Soprattutto sì, ma piccoli
e grandi. Esatto, anche perché non serve sto granché per fare teatro, no? Basta Niente, una non serve stanza, niente. due cose, una Sì, sedia e un tavolino e fai teatro. sì, infatti. Non serve niente e si fa presto e poi si può Esatto, farlo anche per strada. Va esatto. bene? Va bene, grazie Lucilla. Vi auguro buona Grazie Luci. giornata e arrivederci. Ciao Luci, Ciao. buona giornata. Ed eccoci qua nuovamente con la nostra mongolfiera, ci spostiamo ad Oriago e troviamo la nostra amica Colomba Delia Ivonne, che è del gruppo bandistico musicale di Mira e la direttrice. Ciao Adelia. Benvenuta Adelia. Buonasera a tutti, anche agli ascoltatori che hanno il piacere di ascoltarci stasera. Bene, ascolta, allora, è direttrice o capobanda? No, capobanda no, perché le bande da sempre hanno una struttura non propriamente gerarchica, però esiste comunque una struttura. E c'è una struttura interna per cui c'è il presidente che è il responsabile anche amministrativo al quale ci si rivolge per l'organizzazione, eccetera, eccetera. Il direttore che è anche maestro, infatti io non mi faccio chiamare maestra perché maestra ricorda più la maestra elementare, Esatto, ecco, sì. preferisco maestro perché in musica si è mantenuta, come anche nelle orchestre, in tutte le orchestre, si è mantenuta una dicitura antica. Il maestro è il magister, è colui che sa tutto, non è il professore. Il professore è il professore d'orchestra, che è il grande conoscitore del suo strumento. Quindi il professore d'orchestra è il violinista, il cornista, il trombettista, il clarinettista. Il maestro è il magister proprio, colui che sa, che conosce tutto. E quindi io sono maestro in questo caso. E nella banda ci sarebbe, spesso c'è un capobanda che potrebbe essere il primo clarinetto o la prima tromba, colui che ecco. comunque
tiene un po' le redini di tutti, perché il maestro sì, è vero che è al di sopra di loro, ma è anche al di fuori, perché non è esattamente un componente della banda, perché è una persona che viene da fuori, è retribuita naturalmente perché comunque spende del tempo, fa una serie di cose per cui comunque gli viene anche riconosciuta questa cosa. E però è al di fuori. Nel caso invece del gruppo bandistico musicale di Mira, io faccio invece anche parte perché c'è un'associazione e io sono un'associata. Certo. Come ci sono altri associati al di fuori della banda. Il più delle volte naturalmente sono parenti, amici, conoscenti, gente che ci sostiene in qualche modo anche economicamente, perché è vero che il comune di Mira è molto generoso perché ci dà comunque qualcosa tutti gli anni. Noi a fronte di questo qualcosa dobbiamo dare una decina di prestazioni all'anno, tra cui la prestazione del 25 di aprile, del 2 di giugno e una serie di altre Il 4 prestazioni. novembre, suppongo, no? Sì, certo, queste cose che sono Festa comunque, del diciamo, patrono. Esatto. istituzionali naturalmente, e anche concerti. Naturalmente quando noi usciamo dalla decina, ci chiama qualcuno, ci viene anche naturalmente dato un piccolo compenso che serve per sostenere la banda, per pagare strumentisti che sono di alta professionalità, vengono a darci una mano e naturalmente vengono compensati più come un pourboire, Come un diciamo, rimborso spese, il concerto, no? un rimborso spese, ecco, Esatto, che sì, serve per pagare la benzina, per venire a fare le prove e certo, a fare il concerto. non ci si Perché arricchisce con i sì, conti in Svizzera, quello è vero. no, ci si arricchisce in altro modo però, perché ci si arricchisce in grande socialità perché la musica per suo stesso essere è apolitica, è acetica, nel senso che non esiste il ceto sociale, non esiste da dove vieni, cosa fai, è religiosa perché puoi essere musulmano, puoi essere cattolico, puoi essere protestante o anche ateo. Alla musica questo non interessa perché a noi interessa fare musica, fare buona musica, bella musica, stare insieme e cercare di lavorare perché c'è comunque un lavoro sotto. Noi ci troviamo 2 volte la settimana, io conosco direttori di banda, ma conosco direttori di banda che fanno prove tutti i giorni, perché naturalmente la gente lo fa per diletto, siamo dilettanti. Io dico sempre, siamo dilettanti non dilettuosi. Il fare la cosa dilettantisticamente non vuol dire farla male, vuol dire farlo per diletto. Bisogna recuperare un attimo anche il significato delle parole, un significato antico delle parole. Essere dilettanti vuol dire non farlo per professionismo, ma farlo per diletto, per piacere, per voglia di farlo, per un piacere proprio della propria anima, dare cibo all'anima. E quindi farlo bene perché ho voglia di farlo bene, perché mi piace, perché è una cosa che mi fa godere, è un godimento del mio spirito. E io dico sempre ai miei bandisti, ai miei musicisti, alle persone che ho davanti, quando voi lo fate con felicità, con gioia, quando avete questo, ultimamente mi è venuto una cosa molto buddistica, no? Ritrovare il vostro sorriso interno. Questo sorriso interno voi lo date agli altri e anche gli altri godono di questa cosa, ritrovano il loro sorriso interno e sono felici. Quindi la musica ha questo grande potere che anche Sant'Agostino lo diceva, ultimamente con la morte del nostro Papa Francesco è stato detto, no? Chi fa musica prega 2 volte, perché non prega solamente con le parole, ma prega anche con l'anima, perché la musica ha questo grande potere di entrare nell'anima.
Quindi il significato di suonare in una banda, di fare musica con la banda, è di portare la musica in anche queste piccole comunità o grandi comunità, perché parliamo del comune di Mira, che è un grosso comune. Io vengo da un comune, si sente dalla parlata, da un comune della provincia di Brescia che è molto piccolo, perché il comune in sé fa 4.000-5.000 abitanti e con le frazioni raggiungiamo gli 8.000, i 9.000. È una piccola comunità, eppure la banda è sempre esistita. In effetti, E allora, quindi in effetti sì, sì, adesso le bande sono un po', penso un po' in crisi, ce ne sono sempre meno. purtroppo sì. Mentre una volta, insomma, la banda del paese, in quasi tutti i paesi, diciamo, c'era la banda, no? E aveva un suo Sì, ruolo sì, anche sociale, ma anche, sociale, ma anche educativo, perché educavano alla musica i vari... educativo, culturale. Esatto, no? Vi, Faceva a mi scuola, verrebbe da insomma, dire, anche di no? strumento, no? Sì, 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 non solo, ma tuttora fa scuola di strumento, tant'è vero che noi abbiamo una scuola musicale della banda attiva e fra l'altro direi anche molto cheap perché teniamo anche dei prezzi molto molto popolari, quindi chiunque può venire a partecipare. Sono stati organizzati corsi propedeutici per bambini, io stessa ne ho tenuti per 2 anni per bambini molto piccoli, perché avevo bambini di 3, 4, 5 anni, quindi è una cosa propedeutica. L'anno scorso abbiamo fatto questo concerto, io lo chiamo concerto Mhm. perché sono stati bravissimi, di fine anno, dove i bambini piccoli hanno suonato degli strumenti veri. E la gran cassa, i tamburi imperiali, il rullante, il piatto, il triangolo, che sono strumenti veri. Naturalmente si è partito dal ritmo. La nostra idea è e vorrei già annunciarlo adesso, anche se il progetto è molto in nuce, è molto Sì, ancora sì, vabbè, ma comunque in già quando c'è pectore, è molto in un'idea pectore. è già avanzata. C'è l'idea di creare la banda giovanile, Mm. la banda dei ragazzi giovani, cioè, allora abbiamo la fortuna di avere delle scuole musicali a Mira e un po' su tutto il territorio del Brenta, della Riviera del Brenta, della bellissima Riviera del Brenta, che io ho scelto dove andare a vivere perché mi piace molto. Questi ragazzi hanno una preparazione tecnica musicale alta perché ci sono insegnanti specializzati, proprio professori di canto, professori di tromba, di clarinetto, di violino. Ecco, questi ragazzi che sono tanti, poi dopo è un bacino su quale, nel quale ci si può Pescare, un dove si può attimo pescare. pescare, nel senso che alcuni ragazzi magari più talentati, più volenterosi, ma non volenterosi, quelli che proprio hanno intenzione di fare questo lavoro come professione, magari si iscrivono alle accademie o al conservatorio, al Mhm. glorioso conservatorio, i gloriosi Mm. conservatori che abbiamo sul territorio, e parlo di Venezia e di Padova, Padova, il Benedetto Castelfranco Marcello anche. e Castelfranco. Sì, abbiamo dei conservatori eccezionali nel territorio, ecco, anche il Pollini, intendo, Certo. di Padova, sui quali non ho nulla da eccepire, hanno partorito dei musicisti straordinari a livello internazionale, quindi con una preparazione tale, però fare il conservatorio vuol dire dedicare ore e ore di studio, naturalmente, cosa che anch'io avevo fatto a suo tempo, però naturalmente se lo fai con quella passione, con quel fuoco ardente, si diceva una volta, no? Non ti pesano quelle ore. Invece ragazzi che magari hanno la passione, hanno voglia di fare, ma vogliono nella loro vita avere un altro tipo di professione, Sì, fare sì, fare l'impiegato, fare qualcos'altro. l'elettricista, ecco, fare qualche cosa d'altro, però non vogliono smettere di suonare, di fare, perché comunque quelle ore che loro hanno dedicato allo strumento non le vogliono buttare alle ortiche, come si diceva una volta. Beh, noi ci siamo.
Noi siamo presenti anche perché una cosa che non ho detto prima e che invece è importantissima è la differenza tra una big band, per esempio, e una banda, pur essendoci sempre la radice band, banda, è importante, è importantissima perché ci sono gruppi musicali che sono specializzati, che ne so, faccio parte di una banda rock, io farò musica rock, Certo. faccio parte di una big band, io farò musica jazz, ragtime, eccetera, eccetera. La banda, per sua propria precipuità, e uso questa parola in modo esatto, non ha un genere musicale suo particolare. Sì, è vero che si fanno le marce perché la banda era nata per accompagnare queste marce trionfali, chiamiamole, Certo, oppure una erano volta erano, militari, no? erano militari. È stato Napoleone a portare la banda in Italia perché esistevano le fanfare in Francia, ricordiamoci questo. Eh, la banda tocca tutti i generi musicali, ma proprio tutti, perché si può fare benissimo Verdi e quindi far la marcia trionfale dell'Aida e il brano successivo Quello essere dei un Beatles, ragtime. o i Beatles. Oppure fare brani di Beatles, oppure fare un samba, oppure fare Mozart, oppure cioè in realtà noi facciamo tutto proprio perché la funzione culturale della banda era di portare in qualsiasi angolo dell'Italia tutti i generi musicali. Quindi piace un po' a tutti. Nel senso che sì, magari Bach, l'aria sulla quarta corda, non mi piace così tanto, però dopo facciamo i Rolling Stones e quelli mi piacciono. Quindi tocchiamo generi musicali che vanno bene, il twist alle signore di 70 anni che si ricordano di quando ne avevano 20 e nello stesso tempo magari io ho visto delle trascrizioni dei Måneskin che potrebbero essere fatte benissimo dalla banda, perché nella banda c'è i fiati, i clarinetti che sostituiscono quello che fanno nell'orchestra i violini, però c'è anche la batteria. E quindi la batteria è quella parte ritmica che dà subito una nota di modernità. Ecco Solo perché io Woody dico che la Allen, banda è per tutti. solo Woody Allen suonava su una banda col violoncello, un film. Ma sa che ci sono delle bande che comunque hanno violoncelli e hanno anche chitarre, perché magari non c'è il basso, non c'è più il basso tuba perché Basso non riesco tuba a che reperire. è Al difficile. posto del basso tuba prendo un ragazzo che mi suona il basso elettrico e va Certo, benissimo. certo. Perché no? Perché la banda è aperta veramente a tutti, è per tutti, ma tutti con la T maiuscola. E il tutti implica che può suonare il bambino di 8 anni che mi suona la tromba, o magari quando io avevo 9 anni suonavo il rullante che era più grande di me, perché facevo fatica a camminare con sto rullante in mezzo alle gambe, che era tra l'altro anche piuttosto pesante, perché mi avevano fatto il regalo di comprarmi un rullante della Hollywood che pesava una cifra. E, e il signore di 80 anni che suona il bombardino, l'euphonium, eppure vanno d'accordo questi perché, come dicevo prima, è apolitico, ha tutto quello che volete. Musica, punto. Musica al di sopra di tutto. La musica fatta dal ragazzino, dal bambino che porta quella e quell'energia, perché i bambini sono un concentrato di energia, ma con la sostanza, la sensibilità e la saggezza della persona di una certa età, del settantenne, dell'ottantenne che dice no, aspetta, stiamo un po' calmi, cerchiamo di fare le cose come musica comanda. Certo. Non solo il sorriso per chi suona, ma la banda porta anche il sorriso a chi ascolta, no? È sempre bello vedere passare la banda Assolutamente. su una piazza, su una strada di una città, di una cittadina, tutti quanti si fermano ed ascoltano la banda, che suona bene, che suona male,
quello non c'entra, no? Non Ma anche la importa, magia non della importa. banda che suona male è bella a sentire, no? Allora, i primi giorni che sono arrivata, ormai è 3 anni che dirigo la banda di Mira, Mira. una delle prime cose che ho detto a loro, ho detto ragazzi, quando la banda è invitata a una festa, in realtà la festa è la banda. Esatto. Perché è la banda che fa festa, è la musica che fa festa. Non c'è un matrimonio senza musica, perché un matrimonio senza musica, a un certo punto, finito il pranzo, beh, che cosa facciamo qua? Cioè, ci raccontiamo 2 barzellette e poi dopo è tutto finito. Ma è la musica che fa festa, perché la musica è quella cosa accentratrice, ehm, cioè, poi ho È un attimo anche è un dato collante la sì, musica. ho dato anche un taglio a questa banda, nel senso che la banda è gioia di stare insieme. Io mi metto a ballare, io faccio salti, mi metto a cantare e al 25 aprile abbiamo terminato la cerimonia suonando Bella Ciao e la gente ha cominciato a cantare e io cantavo con loro, abbiamo cantato tutte le strofe. Tanto che addirittura i miei musicisti mi hanno seguito perché eravamo d'accordo di farla solo 2 volte. No, abbiamo continuato finché il canto non è terminato tutto. Abbiamo fatto tutte le strofe e lì si è vista proprio la comunità. Ho visto questi grandi sorrisi, la comunità essere tutti insieme. È il potere della musica che è una cosa Anche straordinaria, anche l'energia straordinaria. anche l'energia del maestro della banda però, trasporta. Io ho assistito e effettivamente, vedere lo spettacolo e l'amicizia fra le infatti prima avevo pensato di chiedere, la differenza fra orchestra e banda, poi ho sentito la differenza fra band e banda, quindi ho capito, ho inteso, ma effettivamente proprio il gruppo diventa un gruppo di amici. Amici, sì, 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 perché il gruppo di amici che si trova a fare qualche cosa che li accomuna, perché tutti lo fanno, come ho detto e ribadisco ora, per piacere e sì, proprio per piacere, è il piacere puro, il piacere senza, adesso si usa questa parola, senza dietrologie. Sì, il piacere Sì, e di Perché il non si bello fa suonare. per comunque soldi, non si fa, ecco. Ma il bello è il vederli a fine prova che c'è sempre qualcuno che vuol festeggiare il suo compleanno, festeggia, scusatemi, tiro fuori una frase che fa un po' ridere, bresciana, la festa dell'Ingiancarnada, si dice da noi, di far festa. Certo. E si tira fuori la bottiglina, si tira fuori il pasticcino, perché è la voglia di continuare a stare insieme. E è una cosa che, devo dire la verità, mi riempie il cuore perché dico che bello che non siamo solamente individui, ma siamo società. Come diceva sì, già perché pur Aristotele e avendo come è stato ribadito, sì, noi siamo animali sociali. Noi siamo non solo animali, ma abbiamo la razionalità, abbiamo l'anima, ma la socialità. Non riusciamo a pensare noi stessi come individui soli. E quindi il bello è la partecipazione, il partecipare della mia gioia, ma lo devo condividere con qualcuno. Quindi è questa condivisione che è importante. È una parola che è forse un po' troppo sfruttata ultimamente, no? Il condividere, la condivisione. Ma veramente nella musica la condivisione è la cosa che fondante. Io non pur suono da solo, No, pur certo. con le perché persone se insomma suono, che son brave sì, però, perché cioè, il livello può essere anche elevato, ma l'ambiente non è l'ambiente del professionista che quando ha finito torna immediatamente a casa. devo dire la verità, sì, torna immediatamente a casa, però il momento siccome comunque io ho lavorato tanti, tanti anni in orchestra, il momento di condivisione accade nel momento del concerto, della Sì. prestazione proprio davanti al pubblico
E io ho vissuto all'interno proprio, c'erano serate in cui sentivi che il pubblico respirava insieme all'orchestra, si sentiva proprio questo silenzio partecipante. È strano perché è un ossimoro, perché un silenzio è un silenzio, invece no, era un silenzio partecipante e sentivi alla fine che c'era stata una magia. Avviene una volta ogni tanto, avviene questa magia che sembra che il pubblico ce l'hai dentro e tu sei dentro nel pubblico, e quando scaturisce l'applauso, lì ci si guarda, no? A fine concerto ci si guarda fra di noi e si sente che quello che ha detto, suonato, provato il clarinettista, l'hai provato tu cornista, io ero cornista, ma l'ha provato anche il violinista e l'ha provato anche il contrabbassista. È stata un'anima. Sì, sì, la Un'anima all'interno di questa bolla dove il tempo si è fermato, e non vorrei esagerare, però vi assicuro che era un attimo di eternità, no, 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 ma è un attimo di comprendiamo paradiso. benissimo. Comprendiamo. È veramente, io penso di essere stata così fortunata nella mia vita, toccata proprio dalla fortuna, perché ho potuto provare quell'attimo di eternità che credo provino i beati in paradiso. Ecco. Non posso pensare a un paradiso senza musica, perché l'arte è forse la funzione dell'arte, no? L'arte, ma anche l'arte di strada, di quello che mi fa il disegno sulla pavimentazione, e io lo guardo e dico, beh, qui c'è dentro un pezzo della sua anima. E è un peccato calpestarlo. Perché chi fa arte prova quest'attimo di beatitudine, e noi siamo così fortunati, beh, insomma, adesso, e questa è un'esperienza mia, quest'attimo di beatitudine la provano anche gli animali, perché quando mettiamo musica bella, anche gli animali ascoltano. I cani, i nostri gatti, stanno bene anche loro. Si sa che le mucche producono più con latte Mozart. se metti Mozart, addirittura, perché vuol dire che anche loro, io sono convinta che anche gli animali hanno un'anima e ce li ritroveremo in paradiso, perché non posso pensare a un paradiso senza cavalli, senza cani, senza conigli, cioè, che noia, cioè, perché loro sono una gioia, chi li ha in casa sanno che sono una gioia. Ma vi assicuro che i miei cani, quando io prendo il corno e suono, stanno lì con me e mi ascoltano. È una gioia, veramente. Quindi l'arte ha questo grande potere di trasportarci in un'altra dimensione. Farlo anche nella banda, ci sono dei momenti, ci sono stati dei concerti quando abbiamo fatto, io sono naturalmente, vengo dal mondo classico, quindi naturalmente mi piacciono i Beatles perché naturalmente vivo il mio tempo e quindi ascolto molto, io i Sanremi li ho ascoltati tutti. Non perché vengo dal classico, ma io Sanremo me lo ascolto e voglio vedere dove la musica sta andando, cosa sta facendo, la produzione nuova della musica. Qualche volta critico negativamente, qualche volta invece critico positivamente, perché ci sono delle cose che mi piacciono. La musica bella è sempre bella. La musica quando è bella, appunto. Quando è bella, appunto. Però ci sono state delle volte che quando i miei musicisti, perché io non voglio chiamarli musicanti, io li chiamo musicisti, quando i miei musicisti mi hanno suonato l'aria sulla quarta corda, mi ricordo a un concerto, o l'Ave Verum di Mozart, che terminavano il brano e c'è quell'attimo di silenzio che il pubblico si chiede: ma devo applaudire oppure ascolto fino all'ultimo attimo che sento musica? E io ho sentito che veramente suonavano ispirati, vi assicuro che lì è stato
meglio, non lo so, meglio di qualsiasi cosa, è stato un attimo di estasi. La catarsi. È bellissimo, perché provi veramente l'estasi, è il potere, e in quel momento io ho sentito che anche loro sentivano quest'estasi e anche il pubblico la sentiva. E guardate, è una cosa che ti riempie l'anima, Certo. ti riempie l'anima. Prossimi Non appuntamenti c'è... con la vostra banda, Ah, perché sì, siamo già beh, ne al abbiamo termine tanti, a maggio ne abbiamo veramente tanti, Dai, il che primo di veniamo a maggio. sentirvi. Il primo di maggio saremo a Mira naturalmente per festeggiare i lavoratori, perché tutti in qualche modo, anche se sono pensionata, ma siamo stati lavoratori. Abbiamo un appuntamento a Mira Porte, mi pare l'11 di maggio mattina, il 24 di maggio festeggeremo la Madonna dei Cavanisti, quindi suoneremo sulla barca. È bellissimo, è una cosa veramente emozionante. Il 25 di maggio saremo a Borbiago, alla Madonna di Borbiago, al santuario, e poi il 31 di maggio avremo l'ultimo concerto, sempre a Mira naturalmente, e poi il 2 di giugno termineremo questa tornata primaverile con la Festa della Repubblica, per poi ritrovarci a settembre sicuramente presso l'associazione culturale di Mira, degli anziani, e dove abbiamo il nostro appuntamento fisso con gli anziani, che sono i nostri più grandi fan. Sono adorabili veramente, perché hanno una vitalità che è incredibile. Quindi questi sono i nostri appuntamenti, vi aspetto, ma soprattutto aspetto tante adesioni di ragazzi che hanno voglia di prendere in mano uno strumento e di dire sì, ho voglia di impegnarmi un po', di stare insieme, perché la scuola di musica è aperta a tutti, come dico sempre, dai 3 ai 90 anni. Quindi anche adulti, io sono l'insegnante degli strumenti ad ottone, naturalmente delle percussioni, perché da 3 anni che ho cominciato a studiare batteria e quindi insegno sia percussioni che ottoni, corno, tromba. Trombone abbiamo un diplomato, Dario Prisco, che è diplomato in trombone, quindi avremo il nostro insegnante interno proprio. E per clarinetto abbiamo Saul, che è diplomato in clarinetto e quindi insegna clarinetto, saxofono e congeneri, ance, diciamo ance. Per cui abbiamo una scuola di musica attiva, abbiamo anche un insegnante di canto che è bravissima, purtroppo adesso in questo momento non ricordo il nome, purtroppo, e contattate il nostro presidente. Avete tutti i numeri di telefono, perché noi siamo su Facebook e su tutti i social, seguiteci, ma soprattutto mettiamo il link. certo, soprattutto il nostro presidente Luciano Galliolo, che è sempre attivo, sempre presente, risponde sempre a tutti. Siamo disponibili a manifestazioni naturalmente, e venite soprattutto a imparare musica, perché se imparate la musica imparate non solamente un linguaggio nuovo, ma imparate a mettervi in contatto con la vostra anima. Certo, suonare rende felici. Sì. No. E con questo terminerei, perché penso penso di aver detto abbastanza. Grazie. Grazie mille e buona banda. Grazie dell'invito, grazie a voi due che siete stati deliziosi, e spero di aver messo un piccolo seme. Certo, sicuramente. Grazie, a presto. Grazie, buonasera a tutti.
eccoci di nuovo qui. Siamo alla fine di questa puntata di fine aprile e abbiamo come di consueto, no, Rossella, il messaggio in bottiglia di Sami. Di Sami Abu Omar, che lavorava con una organizzazione italiana a Gaza City, che è sfollato 2000 volte e ha continuato a collaborare alle cucine popolari di Khan Yunis e anche ad altre attività, insomma, che si stanno facendo, ma adesso sono veramente molto provati. È un po' per noi un po' angosciante perché quando manda questi messaggi è molto difficile trovare delle parole di conforto. Sono circa 3000 al momento i camion fermi alla frontiera che non hanno il permesso Di di entrare. entrare e con tutti i beni a partire dall'acqua potabile, le medicine, la farina, cioè cose assolutamente elementari. Peraltro, tempo fa, quando entravano, molti di questi camion sono stati assaltati dai coloni e che hanno buttato via i beni, non era per prenderseli, li hanno proprio buttati via e ci sono delle interviste anche per dire alla RAI in cui le colonne si vantano di avere buttato via la farina e i farmaci e che sono molto orgogliose di questo, insomma, e che i bambini sono molto orgogliosi di queste mamme così. E quindi vabbè, Bene, niente allora commenti altri perché esatto, ascoltiamoci questo messaggio che ascoltiamo ci è arrivato Sami. sabato il messaggio da Questo messaggio è Sami. arrivato sabato, sì, lo Esatto, precisiamo perché le perché cose cambiano, speriamo in meglio. esatto. Boh, ascoltiamoci Sami. Qui a casa la situazione sembra più drammatica, soprattutto perché per ora non sta entrando niente, sono quasi 52 giorni, sono chiusi i valichi, e tutto il cibo che c'era a casa è già consumato tutti. Ultimamente praticamente ha dichiarato ieri il World Food Program che hanno loro finito tutto il cibo che ce l'hanno nei loro magazzini e non ci sono più niente. Tutte le ONG internazionali, tutte le agenzie internazionali, l'UNRWA, UNDP, UNICEF, tutte quante, oggi nessuno ha niente perché non è rimasto cibo. Le cucine praticamente che erano popolari, che erano finanziate da diverse organizzazioni internazionali, come World Center Kitchen, WHO, World Food Program, tutte quante sono chiuse per la mancanza di cibo. Che queste cucine praticamente davano da mandare più quasi al 50% della popolazione. E ora sono chiuse perché non c'è più niente da mangiare, niente da cucinare, i magazzini sono vuoti, panifici sono già chiusi da quasi da un mese, e niente farina, niente cibo, tutto niente. C'è la fame per giro, i prezzi sono aumentati più di 3000%, situazione drammatica per mancanza anche acqua potabile, tutto qui, anche perché l'Israele già ha anche tolto l'unica linea che era praticamente faceva arrivare l'acqua alla popolazione sia al nord che al sud. Situazione drammatica in tutti i sensi e noi dobbiamo praticamente lottare per vivere ora, perché questa non è una guerra, un genocidio, il prezzo che sta pagando la popolazione civile, soprattutto tutti i settori più poveri, sono praticamente la gente che è più debole, quelle che stanno pagando un prezzo. Tutte questioni innocenti, no? Che non sono quelli di Hamas, non sono tutta la popolazione praticamente civile che sta pagando. E poi le medicine sono quasi esaurite, fanno operazioni senza fare l'anestesia perché non ci sono, entrano tutte queste cose. Già allarme è stato annunciato da tutte le organizzazioni internazionali, però nessuno risponde a loro. Le Nazioni Unite praticamente sono colpevoli anche loro perché vedono tutti e non stanno praticamente partecipando o fanno niente. Tutto il mondo occidentale, l'America, tutti sono colpevoli, praticamente non c'è nessuno innocente. Sono praticamente che loro
fanno parte di questo genocidio che sta facendo il governo israeliano, perché non lo dicono loro, basta a questo Netanyahu che sta ammazzando una intera popolazione. Sono 2 milioni 200 persone sono affamate. Nel XX secolo il mondo civile lascia la gente morire di fame, praticamente con questa chiusura. Questa è la situazione che si trova ora a Gaza. Ecco, abbiamo sentito, la situazione non cambia, l'ipocrisia mondiale su Gaza galoppa come non mai e niente, siamo sempre nella speranza che qualcosa cambi, ma E anche che qualcuno dei tanti leader mondiali potentissimi imponga a Netanyahu un comportamento un pochino più civile, sì. perché veramente abbiamo, non so, sfondato ogni confine, insomma, no? Dall'uccisione degli operatori umanitari ai tantissimi bambini morti, orfani, abbandonati, che girano da soli, che vengono presi dalle altre famiglie perché non hanno più nessuno, insomma, cioè una situazione veramente agli interventi, alle amputazioni fatte senza anestesia. No, è veramente molto angosciante, insomma, la cosa. Per noi esseri umani, normali, dotati di cuore. Va bene, per dire, andiamo alla sigla finale, ormai è già tardi e stiamo rientrando con la nostra Avete mondialiera. ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi e... Una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo. A martedì prossimo. Eccoci qua, allora ci vediamo, ci sentiamo martedì prossimo per la diretta. Voi continuate a seguirci anche negli altri giorni, ascoltate, registratevi nel canale YouTube di Radio Nostra. Abbiamo scoperto che c'è un'altra Radio Nostra, non so se avete visto, è tutta fatta di intelligenza artificiale. Allora noi siamo molto più simpatici di sicuro. Sì, è incredibile, ma tutto è musica, parole, commentatori, è tutto inventato. Va bene, noi siamo ancora, per il momento noi siamo ancora belli fisici, anche troppo forse. Parla per te. E ci sentiamo martedì prossimo. Ciao a tutti. Grazie a tutti, buonanotte. ciao.